A Vado Ligure, dal 2021, è in corso la realizzazione di un'infrastruttura strategica per il sistema portuale del Mar Ligure occidentale, la nuova diga foranea di Vado Ligure. L'opera sarà costruita più a largo di quella attuale, con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità nautica e la sicurezza. Sono l'ingegnere Filippo Serafini e sono il direttore dei lavori della nuova diga di Vado Ligure. Lo stato attuale vede il posizionamento di 4 nuovi cassoni e di 7 cassoni su 13 della vecchia diga esistente. Quindi restano da salpare ancora 5 cassoni che si vedono alle mie spalle e dove stanno lavorando le gru lato terra. Attualmente sono in corso di realizzazione le lavorazioni di svuotamento dal materiale inerte dei vecchi cassoni della diga esistente e contestuale riempimento dei cassoni già riposizionati. In particolare ora ci troviamo sul cassone C13 di nuova realizzazione. Su questo cassone abbiamo verificato l'assestarsi dei cedimenti a partire dalla tarda primavera e quindi ora siamo pronti con la realizzazione delle sovrastrutture. I cedimenti sono gli assestamenti previsti a progetto dello scanno di imbasamento dei cassoni, ovvero tutto il materiale lapideo che costituisce l'allettamento dei cassoni deve assestarsi col tempo e questo avviene sia grazie al peso dei cassoni riempiti sia grazie alle mareggiate che creano un carico oscillatorio sul fondale e sulla quota di imbasamento dei cassoni. Quindi riepilogando le fasi operative, dopo aver realizzato l'imbasamento col materiale lepideo per i cassoni, gli stessi vengono posati, riempiti con materiale inerte, dopodiché a carico completo schiacciano la loro fondazione fino ad esaurimento dei cedimenti, creando così un assestamento della fondazione necessario per proseguire con le ulteriori lavorazioni. Le prossime lavorazioni previste saranno quelle relative alla posa dei massi di terza categoria, ovvero del peso di circa 5 tonnellate a protezione della parte alta dello scano di imbasamento e la realizzazione e la posa dei tetrapodi in calcestruzzo del peso di 24 tonnellate ciascuno a protezione della zona di frangimento fra la connessione della nuova diga con la diga esistente.